Buongiorno, le principali notizie. L'attacco americano all'Iran rischia di coinvolgere anche i siti militari USA in Sicilia. Sale l'allerta nella base di Sigonella e negli impianti satellitari del MUOS di Niscemi. A Catania colpita ennesima da un proiettile vagante, 18enne perde la vista da un occhio al vaglio degli inquirenti che attendono l'esito degli accertamenti balistici, la testimonianza della ragazza. Il Basian è già dal porto di Termini Imerese in attesa delle indagini della procura. Il veliero rimarrà dentro una struttura di acciaio, rimane da recuperare l'albero. Sanità, scandalo, referti in ritardo all'ASP di Trapani, 8 medici indagati. La procura ipotizza i reati di omicidio colposo e lesioni personali. A Catania inizio d'estate con turisti tra musei, cibo ed escursioni sull'Etna. Intanto si aspetta l'apertura del solario del Nautico di poter accedere alla spiaggia di San Giovanni Licuti. Messina in festa e le notti del Blasco, circa 70.000 allo stadio Franco Scoglio per i concerti di Vasco Rossi. Calciomercato, il Catania ufficializza Zarbano e si affida a Pastore che prova a trattenere Inglese. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale in apertura alla cronaca. Appena arrivati in redazione una notizia che è in corso dalle prime ore di questa mattina, un blitz contro la criminalità organizzata della finanza di Caltanissetta e del reparto aeronavale di Palermo. Il provvedimento del sequestro di beni è stato messo dal Tribunale di Caltanissetta su proposta formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sempre della stessa città. L'operazione, per la quale sono impegnati oltre 60 militari del comando provinciale di Caltanissetta con il supporto di mezzi aerei della sezione di Palermo e delle unità navali del corpo, sta interessando le province di Caltanissetta, Trapani, Ragusa, Agrigento, Salerno, Pescara e paesi dell'Africa settentrionale. Maggiori dettagli ovviamente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto l'escalation militare in Medio Oriente rischia di coinvolgere anche i siti militari USA in Europa. In questo scenario la Sicilia è pienamente coinvolta, in particolare per il ruolo della base di Sigonella e per gli impianti strategici del MUOS di Niscemi. Maglio Viola. Dopo l'attacco degli Stati Uniti in Iran sale l'allerta in tutte le basi statunitensi in Europa e in particolare in quelle che guardano al Mediterraneo. Lo stato di preallerta è stato dichiarato dalle forze armate USA nelle basi di Roda in Spagna e Sigonella in Sicilia. Sale dunque la tensione nell'isola, visto che Sigonella storicamente è proprio la base che guarda alle crisi medio orientali. Da qui partono i droni a lunga gittata, aerei senza pilota che tengono sotto controllo tutto il Medio Oriente. E che Sigonella abbia un ruolo anche in questo conflitto è cosa indubbia. Secondo il sito specializzato Itamil Radar, che monitorizza il traffico aereo militare nel Mediterraneo, nei giorni 13, 15 e 16 giugno sono state documentate lunghe missioni nello spazio aereo prossimo a Israele, al Libano e alla striscia di Gaza di un velivolo spia Boeing P-8 Poseidon decollato dalla stazione aeronavale proprio di Sigonella. Sigonella ha una storia strettamente legata alle missioni militari in Medio Oriente. È stata la base di appoggio per le operazioni militari americane durante la guerra del Golfo contro l'Iraq di Saddam Hussein nel febbraio del 91. In quel caso l'Italia era pienamente coinvolta partecipando agli attacchi con i propri caccia. Più recentemente, una decina di anni fa, esattamente nel marzo del 2016, la base ha ospitato anche F-16 danesi e aerei di altri paesi alleati nell'operazione Odyssey Dawn, fornendo supporto alle forze internazionali impegnate nella crisi libica. Anche per questo Sigonella è inserita fra gli obiettivi sensibili, ma non è l'unico sito siciliano in quell'elenco. Attenzione anche al MUOS di Niscemi, un imponente sistema di antenne satellitari attraverso le quali passano le informazioni riguardanti tutto il mondo in pratica. I sistemi MUOS sono 4 nel mondo, 2 negli Stati Uniti, ovvero in Virginia e alle Hawaii, 1 in Australia e solo 1 in Europa, esattamente a Niscemi in Sicilia. Controllano ciascuno 5 satelliti spia e questo li rende strategici. Adesso a Catania continuiamo a occuparci della 18enne che è stata colpita ennesima da un proiettile vagante e per questo ha perso la vista da un occhio. Al vaglio degli inquirenti che attendono anche gli esami balistici, la dichiarazione proprio della vittima. Sentiamo Tonino De Mana. Meno di 2 anni fa l'omicidio di un albanese ed il ferimento di un giovane catanese per questioni di droga. Venerdì sera intorno alle 23 un nuovo episodio in via Santo Cantone 10. Questa volta un colpo di pistola vagante ferisce all'occhio una ragazza di 18 anni.
episodi non collegati tra loro, almeno questo trapela da fonti investigative, ma che mettono in evidenza un fatto preoccupante. Annesima, si spara facilmente. È comunque un giallo, il ferimento di una ragazza colpita al volto da una pistolettata e che si trova ricoverata all'ospedale San Marco. Non è in pericolo di vita, i medici l'hanno sottoposta ad un delicato intervento di chirurgia facciale, ma la ferita era talmente grave, nervo ottico reciso, da far perdere la funzionalità dell'occhio sinistro. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania, che hanno sentito numerosi familiari nel tentativo di ricostruire la vicenda e quindi di risalire ad autori e movente. La vittima si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro raccontando ai presenti che si trovava in balcone quando all'improvviso ha sentito un forte bruciore tra il naso e l'occhio sinistro. La testimonianza della ragazza è al vaglio degli investigatori, che per avere maggiori certezze attendono l'esito degli accertamenti balistici. Non si esclude che il colpo abbia avuto una traiettoria dall'alto verso il basso, non da distanza ravvicinata, particolare che di fatto farebbe cadere l'ipotesi di uno sparo proveniente da un'auto in transito. Adesso la vicenda del Bayesian, che è stato recuperato, già si trova nel porto di Termini Imerese. Ovviamente partiranno anche le indagini. Nel frattempo il veliero resterà custodito dentro una struttura d'acciaio. Orazio Longo. L'ultimo viaggio lo ha fatto da Porticello a Termini Imerese. Il Bayesian, il veliero colato a picco un anno fa, è entrato nel porto imerese trasportato dalla Ebolift 10, mentre l'altra gru, la Ebolift 2, è rimasta nel luogo del naufragio perché si deve ancora recuperare l'albero dell'imbarcazione che è stato tagliato e lasciato in fondo al mare. Un intervento che si ritiene abbastanza semplice, visto che all'albero verranno attaccati dei palloni che lo porteranno in superficie. Un'operazione che avverrà nelle prossime ore secondo il cronoprogramma della società che sta coordinando il recupero. Eccolo intanto in queste immagini il veliero completamente fuori dall'acqua, affondato la scorsa estate al largo di Santa Flavia durante una tempesta, nell'incidente in cui persero la vita il magnate Mike Lynch con la figlia Anne e altre 5 persone. Adesso rimarrà alloggiato in una struttura in acciaio appositamente realizzata per consentire ai consulenti dei magistrati che indagano sul naufragio di eseguire i controlli e i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. Ritenuto inaffondabile, si cerca di capire come si sia potuto inabissare in pochi minuti. Dai primi rilievi è emerso che lo scalo è integro e non ci sono falle. Durante il programma di sollevamento dal fondo del mare, dove il natante è rimasto per più di 10 mesi, si è provveduto al monitoraggio antinquinamento con personale e mezzi specializzati, col posizionamento di una barriera antipetrolio. Dopo la tragedia, i magistrati di Termini Imerese hanno accusato di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo il comandante del veliero, il neozelandese Catfield, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia. L'ipotesi è che vi sia stata una serie di errori umani. Nel corso delle operazioni di recupero, un mese fa era morto un sub olandese probabilmente ucciso da un'esplosione sottomarina. Per lo scandalo sui ritardi dei referti dell'ASP di Trapani sono indagati 8 medici, gli sono stati già notificati gli avvisi di garanzia, la procura ipotizza reati quali l'omicidio colposo e lesioni personali. Il pubblico ministero chiede l'incidente probatorio e la valutazione medico-legale per i 10 pazienti. Laura Spanò. La Procura di Trapani ha notificato 8 avvisi di garanzia ad altrettanti medici dei reparti di anatomia patologica degli ospedali di Trapani e Castelvetrano. Per 10 pazienti la Procura ha chiesto l'incidente probatorio e la valutazione medico-legale. Le accuse al momento includono i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omessa vigilanza. L'indagine riguarda lo scandalo dei ritardi nella refertazione degli esami istologici all'ASP di Trapani. Si tratta di medici che avrebbero compromesso la tempestività della diagnosi tumorale. Oltre 3.300 esami sarebbero stati refertati con mesi di ritardo e in almeno 352 casi si trattava di tumori notificati solo quando la malattia era già in fase avanzata, limitando le possibilità di intervento e di cura. 20 malati, è stato accertato, sono in condizioni gravissime per le diagnosi in ritardo. Tra le vicende in esame il decesso di pazienti che hanno ricevuto in ritardo i referti, a cominciare dai decessi di Marsala e Salemi, dove un infermiere affetto da tumore è deceduto 10 giorni prima di ricevere il referto. L'indagine, inizialmente aperta dalla Procura di Marsala, a fine marzo era stata trasferita a quella di Trapani per competenza territoriale ed è coordinata dal sostituto procuratore Antonella Trainito con il supporto dei carabinieri del NAS di Palermo. A fare scattare il terremoto nella sonnolente sanità trapanese era stata la denuncia della professoressa mazzarese Maria Cristina Gallo, a cui l'esito di positività ad un cancro le era stato consegnato dopo 8 mesi di attesa. Lo scandalo ebbe eco immediata tanto da scuotere governo regionale e nazionale. Già nelle scorse settimane erano arrivati anche i primi provvedimenti di natura amministrativa.
Un giro tra i musei, passeggiate sull'Etna e buon cibo sono gli ingredienti preferiti dai tanti turisti che sempre più arrivano a Catania. Simona Mazzona. Prima domenica d'estate sul calendario, anche se il sole in Sicilia ci ha già regalato calde giornate in linea con la stagione già da qualche settimana. Catania affollatissima di turisti, ricercate le visite nei siti museali. Cagliari. In giro per musei a Catania? Sì, esatto. Abbiamo fatto prima una convention a Taormina, poi siamo stati a Noto e poi a Ragusa e oggi ci dedichiamo a Catania. Immancabili un giro sull'Etna, meta ambita dai più, e poi monumenti, passeggiate, buon cibo e un giro turistico per le strade cittadine. California. Do you like Catania? Sì. Vivo in Catania per lavoro in Sigonella. Where are you from? Belgium. Questi turisti non hanno ancora visitato la città, ma Catania è già bellissima al primo sguardo. Miami. La cosa più bella che ho visto finora è l'Etna, dice questa ragazza. Yes, good place. Questa coppia francese ha amato da subito il cibo locale, soprattutto il pesce. Turismo per lo più mordi e fuggi, molti infatti sono già in partenza per altre mete, tra cui Taormina, Ortigia e Noto. Adesso restiamo a Catania, sempre a San Giovanni di Cuti, malcontento tra i bagnanti catanesi appunto che attendevano l'apertura del solarium in questo fine settimana. Simona Mazzone ancora. Grande delusione tra i bagnanti che aspettavano l'apertura del solarium di San Giovanni Licuti per questo fine settimana e che hanno ancora una volta trovato le transenne a vietarne l'accesso. Questo era un angolino dove tantissima gente veramente veniva e aveva bisogno di farsi questo bagno al mare. Moltissimi sono disabili tra l'altro e questa gli permetteva di fare il bagno. È assurdo che oggi occorra ancora del tempo per inaugurare ufficialmente questo servizio ai cittadini. È assurdo, è inconcepibile. Non si mantengono le parole a Catania. Cittadini furiosi, soprattutto i diversamente giovani. Succede che noi grandi persone, che io ho 72 anni, volevo andare al solario per devo mettermi nelle pietre che mi posso cadere e rompere qualche osso. Disagi per chi ha dovuto far buon uso dell'arte di arrangiarsi, chi si aggrappa sugli scogli, chi barcolla da una parte all'altra rischiando di cadere, persino con carrozzella sotto braccio e coi passeggini incastrati per non rischiare la caduta del pargolo. Quando aprono la piattaforma sarà meglio, più comodo. Come riuscire a destreggiarsi sugli scogli senza inciampare? Siccome questo è un servizio per il popolo che ha le catene, una al collo, ai piedi e al braccio, quindi noi come schiavi non abbiamo diritto neanche a questo. Al momento si può usufruire solo di docce e salvataggio. Dal comune fanno sapere che il solarium dovrebbe aprire martedì prossimo. Una breve pausa e poi il Giro d'Italia a vela che fa tappa in Sicilia. Il Giro d'Italia a vela fa tappa in Sicilia, a Siracusa, un modo per scoprire le meraviglie del nostro paese guardandole dal mare. Sentiamo Francesco Loi. Dal Veneto alla Liguria, passando anche dalla Sicilia. È il percorso del Giro d'Italia a vela, il Marina Militare Nastro Rosa Tour, che è arrivato a Siracusa. Regatiamo in ogni tappa con una formula che prevede la navigazione offshore, cioè da una località all'altra. Nello stesso tempo, nelle varie località abbiamo le regate inshore che sono fatte dai WASP, delle barchine volanti coi foil e dai wing. Un modo per avvicinare tutti a questo mondo che attrae sempre più, anche tra i giovani. La vela è uno sport aperto a tutti perché è attraente, allo stesso tempo divertente, affascinante. È uno sport aperto a tutti perché puoi iniziare a praticarlo da piccolo, stiamo parlando di anche 3-4 anni. 10 team in gara, 9 tappe, per girare tutto il paese lungo la grande autostrada del Mediterraneo. Così dal mare si possono ammirare e scoprire le meraviglie dell'Italia attraverso lo sport. Regate che mettono in campo non solo lo sport ma l'ambiente. Noi pretendiamo che tutto quello che viene fatto è nel rispetto dell'ambiente, nella promozione dell'ambiente, ma poi i territori. Gli occhi sono puntati sul mare, sì, ma anche sulla banchina. La prossima tappa sarà ancora in Sicilia, a Trapani, poi si andrà in Sardegna, prima di arrivare a Genova.
Adesso gli spettacoli. Messina ha vissuto le 2 notti del Blasco, oltre 80.000 allo stadio Franco Scoglio per il concerto di Vasco Rossi, più di 3 ore e mezza della sua musica che unisce generazioni e che è voluta essere un inno alla vita. Sentiamo Francesco Triolo. Una notte da Blasco, una notte da vivere. Vasco Rossi celebra la vita spericolata, il suo inno che ha passato e coinvolto le generazioni e che questa volta diventa l'apertura del suo spettacolo. Non era mai accaduto. Arriva e spacca, scatenando i 40.000 del Franco Scoglio di Messina con un arrangiamento solenne. Tutta la scaletta è piena di Vasco, canzoni che celebrano la vita in un concerto rock intenso e potente, emozionante, un popolo che arriva da tutto il sud Italia e si riunisce al suo leader carismatico che richiama continuamente la celebrazione della vita e della pace di fronte ad un mondo pieno di odio, di guerre, di violenza, di valori rovesciati. La scaletta è dinamica, canzoni che parlano di vita già fin dalle prime, una carrellata dei suoi successi, da C'è chi dice no, una canzone per te, va bene così, Rewind, Vivere. Il finale con i suoi capisaldi, quelli di forte impatto emotivo, con Senza parole, Selli, fino alla chiusura con le immortali Siamo solo noi, canzone Alba Chiara, oltre 3 ore e mezzo di adrenalina che vedranno il bis questa sera. Una breve pausa e poi le ultime del calciomercato delle squadre siciliane. Calciomercato delle siciliane, Palermo molto attivo, il Catania si affida a Pastore che prova a trattenere Inglese. Marco Carli. Pastore, direttore sportivo, saranno presentati mercoledì mattina. Il lavoro di Zarban è già cominciato da più di un mese, mentre Pastore è ancora sotto contratto per la stagione che sta per concludersi e ha sottoscritto l'accordo da poco per le prossime 2. È lui che lavora sul mercato, che ha presentato l'offerta inglese per provare a farlo restare il rossaazzurro. Settimana importante in cui si... Andiamo avanti, parliamo di calcio 5, la Meta Catania vince gara 1 della finale scudetto a Napoli venerdì al match point in casa per centrare il bis tricolore. Sentiamo Marco Carli. Mercato ma anche organizzazione societaria. Le siciliane guardano la struttura dei club, ma anche ovviamente i giocatori che servono per l'organico. Il Palermo dopo l'ultima stagione sull'altalena lavora per essere protagonista assoluto e allora ecco che gente che ha fatto la Serie A come il difensore Augello, che piace anche alla Cremonese, e il centrocampista e trequartista Viola dal Cagliari potrebbero essere colpi importanti. Con Audero per la porta si lavora sull'ingaggio al momento troppo alto. Dietro le punte piace sempre Palumbo, mentre Lia sull'esterno dallo Spezia è più di una possibilità. In casa Catania ufficiali i ruoli di Zarbano, direttore generale, Pastore, direttore sportivo, saranno presentati mercoledì mattina. Il lavoro di Zarbano è già cominciato da più di un mese, mentre Pastore è ancora sotto contratto per la stagione che sta per concludersi e ha sottoscritto l'accordo da poco per le prossime 2. È lui che lavora sul mercato, che ha presentato l'offerta inglese per provare a farlo restare il rossaazzurro. Settimana importante in cui si scioglierà il nodo Cianci. La Ternana ha tempo fino a martedì per esercitare l'opzione, mentre si attendono novità per l'avvio della gara per l'assegnazione di Torre del Grifo. In casa del neopromosso Siracusa, l'arrivo in città di Turati in settimana servirà per fare il punto sul mercato. Manca il DS, ma al momento le competenze del ruolo potrebbero essere portate avanti dal direttore generale Guglielmino, mentre per il ritiro si pensa al campo di Canicattini. L'idea di restare vicino a Siracusa è per aumentare il livello di coinvolgimento dei tifosi della provincia. Il Trapani, dopo le difficoltà del primo anno, dovrà partire in salita nel secondo, 8 punti di penalizzazione. Pronto il ricorso al collegio del CONI. Sul mercato si cerca l'attaccante che possa fare la differenza. Questo è il servizio sul calciomercato, adesso il calcio 5, la Meta Catania vince gara 1 della finale scudetto a Napoli. Ancora Marco Carli.
La voglia della Meta Catania di centrare il biscudetto nel calcio a 5 la esprime Turmena con la doppia conclusione che va all'1-0 in casa di Napoli nella gara 1 della finale playoff. Potenza e precisione al quadrato, come quadrata è la Meta dall'avvio della stagione. Solida e concreta anche a Napoli nella partita più importante. Niente sbavature di fronte a una squadra di qualità che nei playoff finora aveva fatto percorso netto, tutte vittorie, e che invece si è dovuta inchinare ai rossazzurri capaci, grazie a Turmena e al solito Pulvirenti, di andare sul 2-0. Nella ripresa gli etnei sfiorano il terzo in avvio, poi Siqueira è come sempre bravo a chiudere la porta agli attaccanti avversari. Avevamo anche qualche defezione, mancava qualche giocatore, però questa squadra ha dimostrato che chiunque scende in campo può starci benissimo. Adesso bisogna stare con i piedi per terra, continuare a lavorare, restare umili perché non si è fatto ancora niente. Venerdì al Palacatania c'è gara 2, ore 20:30, appuntamento da non perdere. Catania sogna un altro tricolore. È tutto per questa edizione, vi ricordo la prossima alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.